Di futsal, seconda gara in 4 giorni per la Fortitudo Pomezia, che dopo la vittoria convincente sulla Meta Catania oggi ha forse uno degli esami più complicati del suo cammino, ovvero ripetersi a distanza di pochi giorni contro Italselvis Pesaro di mister Bagnesi, che arriva anch'essa da una vittoria convincente sul Benevento. Squadre in campo e poi si parte. Sfilano le due squadre, è Fortitudo Pomezia Italselvis Pesaro, il 12° appuntamento di questo campionato. Fortitudo Pomezia, come detto in apertura, al secondo impegno settimanale. Ha affrontato mercoledì nel recupero dell'8ª giornata la Meta Catania, ha vinto 3-2 sulla Meta Catania e oggi a Pomezia arriva un altalenante, mi sono permesso di dire, Italselvis Pesaro, che lontano da casa forse ha scricchiolato un po' di più. C'è da dire però che rimane comunque l'Italselvis Pesaro, quindi mai sottovalutare. Sarà una partita di altissimo livello e questo ce lo auguriamo sicuramente. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo. Vediamo quali saranno le scelte dei due allenatori, nello specifico di mister Gianfranco Angelini, freschissimo di rinnovo anche per la prossima stagione, totale fiducia espressa dal presidente Alessio Bizzaglia, che ha deciso di rinnovare all'alba del girone di ritorno anche per la prossima stagione mister Angelini, e allora servirà sicuramente una prestazione come quella di mercoledì. Dopo il minuto di raccoglimento siamo pronti per partire. La scelta di mister Bagnesi ricade su Ricordi tra i pali, capitano Tony Dandel a guidare la difesa, accompagnato da Barrichello e Gastaldo alla sua sinistra e alla sua destra. Davanti come riferimento Alessio Saponara, ex Napoli tra le altre. Pomezia si schiera con Moliterno tra i pali, Dudu, Cutrupi, Michelangelo e ovviamente Lugero Lopez davanti. E si parte. Tony Dandel a muovere il primo pallone della partita. Barrichello, Castaldo ancora per il 24. Subito pressione rabbiosa della Fortitudo, che è stata una chiave della partita e della vittoria sulla Meta. Ora prova Lugero Lopez, prima di Ricordi. Pallone che termina alto. Dentro subito Michele Raubo. E ancora sentite la pressione urlata da Ciccio Angelini. Barrichello in mezzo a due, prova a nasconderla, la ritrova Dudu in fascia nella terra di nessuno, solo rimessa per Pesaro. Barrichello lascia a Gastaldo, forte verso il secondo palo. Pallone che non incontra nessuno, può ripartire Moliterno con le mani. Dudu, Raubo,
Cutrupi, Raubo a memoria da Lugero Lopez, con un pallone difficile da gestire. Raccoglie i ricordi e Barrichello alza il braccio, accenna a doppio scambio Tony Dandel, poi si infila, pallone così e così di Castaldo per Barrichello che riesce comunque a gestirlo. Saponara pressato da 2, vorrebbe un fischio che non c'è. Dodù, Cutrupi, Dodù, Raubo, ancora Dodù, Cutrupi, viene in mezzo Raubo, la lavora con l'esterno, ancora sul numero 16, poi da Lugero, Tony Dandel prima. Cutrupi, Dodù, Lugero a memoria, Raubo con la giocata. Crocchetta su Saponara, ancora Raubo, da Cutrupi, controllo orientato. Dodù entra dentro al campo, ha spazio anche per calciare, vorrebbe un fischio che non c'è. Allora Saponara può spingere la transizione, passa Saponara su Dodù. Primo fallo della gara e ammonizione per il numero 30 della Fortitudo. C'è il fischio, movimento di Tony Dandel, Barrichello va diretto in porta. Cutrupi, Dodù, si muove Lugero, servito, forte da Cutrupi, sta tornando Lugero, palla per Raubo, in qualche modo arriva Dodù, sposta sul destro, va in porta. Murato da Castaldo. Dodù, cambia lato su Raubo, ancora dal 30, in fascia arriva Lugero, ignorato, ci va ora Raubo, sempre a lavorarla il numero 18, aiuta Dodù che pensa anche alla conclusione, poi va da Cutrupi in banda, Cutrupi torna dietro, Barrichello si oppone, angolo per la Fortitudo. Dodù, palla scodellata, rimbalzo finisce sui piedi di Barrichello che riesce a servire Tony Dandel con la punta mancina, palla larga. Seconda transizione offensiva dell'Ital Service che potrebbe diventare più di un fattore nella sfida del Paladinium. Ora errore in costruzione dei rossoblù, arriva Lorenzo Bueno per i primi minuti sul parquet. Saponara prova a sgusciar via Molitierno prima con la suola, poi via col mancino. Saponara lo va a murare e poi lascia il campo a Wittig. Cutrupi, scarico su Dodù, Bueno a due tocchi la Fortitudo. Dodù si complica un po' la vita, poi trova l'uscita su Lugero Lopez che accomoda con l'esterno per Bueno, palla forte, Barrichello arriva prima, ultimo tocco dell'11 rossoblù e Barrichello l'ha già mossa di là da Galliani, sterzata, mancino potente, ha una spanna dal palo, vorrebbe un tocco che non c'è.
Bueno, lo attende Galliani, Lugero per Michelangelo, perso nelle rotazioni difensive, arriva a calciare in solitaria, ma calcia lontano dalla porta, difesa da Ricordi. Ricordi su Barrichello che scappa alle spalle di Cutruppi, Barrichello tutto destro, calcia in porta sul primo, senza deviazione, sembra un tantino ispirato Matteus Barrichello. Moliterno su Lugero Lopez, solido egregio controllo del numero 9, Michelangelo in isolamento con Wittig, mancino destinato all'incrocio, ci mette una mano Ricordi. Cutruppi, palla fuori, Michelangelo, il volo colpito a Barrichello e palla che Tony Dandel spinge dall'altro lato, sta arrivando Galliani, suolata, puntata, Lugero Lopez si oppone. Wittig, protezione, poi sinistro verso Moliterno, debole il tentativo del numero 8, parata facile per Moliterno che ha già mosso il pallone su Cutruppi. Vorrebbe un fischio Tony Dandel, non c'è, allora Michelangelo su Lugero Lopez, Barrichello con forza e tenacia gliela strappa via. Lo aspetta anche per prendersi un po' il gioco del numero 9. Il campo è finito. Rimessa Fortitudo. Primi minuti anche per Gattarelli, uno dei migliori nella partita di mercoledì con la meta. Bueno va sul destro forte. Ricordi sul primo. Bueno su Michelangelo, potente ma impreciso. Ricordi verso Galliani, che avrebbe preferito un pallone più centrale. Anche Moliterno stavolta, lui più centrale, imprendibile anche per Lugero e si torna nell'altra porta. Ricordi questa volta un po' più preciso, ma Gattarelli arriva prima di Wittig. Michelangelo, cambio lato su Gattarelli, Bueno in soccorso, cerca Lugero Lopez ma il pallone intercettato da Galliani. Sulla seconda palla arriva subito Michelangelo, Bueno e Galliani. Spedisce direttamente in tribuna Gattarelli, contromovimento di Bueno, servito palla addosso, Bueno contro Galliani, ancora Bueno con la solita giocata sul destro, Galliani si oppone in allungo. Giocata codificata quella di Lorenzo Bueno, che però fa cadere nel tranello la maggior parte dei difensori. Ora Michelangelo di prima, Murato, Bueno ha deciso di giocarla su Raubo, sta palla dall'angolo, poi Moliterno direttamente da Ricordi. Tony Dandel prova a mettere ordine cercando Saponara, prima di Gattarelli, torna il numero 4, protezione ma nessun fallo e la rimessa è bianca. Arriva Castaldo, cerca Saponara, anticipato da
Dudu, non c'è fallo e allora la palla ce l'ha sempre la Fortitudo. Michelangelo, sfidato Galliani, prova ad andare il numero 14, poi va da Bueno. In isolamento ancora il portoghese che va a calciare col destro. Pallone largo. Palla lunga, Saponara prova a metterla giù, Dudu lavora bene sulla pressione e poi Moliterno a lanciare per Bueno. Accomoda col petto e siamo già di là. Dudu prova ad andare su Michelangelo che duella a sportellate con Saponara. Eccolo il 14 in banda, c'è Raubo di là da Dudu, prende il centro Dudu con la palla, Michelangelo va sulla destra, calcia e poi va a schiantarsi contro la panchina del Pesaro. È rimasto a terra il numero 14 aiutato dallo staff medico dell'Ital Service. Barrichello esce su Ricordi che può anche calciare, Ricordi col destro non la tiene Moliterno e Tiaghigno prima di Wittig Barrichello, Gastaldo forte, Moliterno sempre in due tempi ma stavolta la fa sua. Cutrupi, Raubo, Tiaghigno, vorrebbe un movimento di Dudu che preferisce invece palla addosso contro Cutrupi di prima da Tiaghigno. Entra nel campo il numero 10, riceve ora da Dudu, può sfidare Gastaldo in fascia. Tiaghigno, sfidato Gastaldo, la sposta sul mancino, messo giù con fallo da Gastaldo. Sistema la barriera Ricordi. Dudu dopo il fischio, cambio lato su Angelo che strozza troppo il destro e vorrebbe strapparsi la maglietta di dosso. E intanto Ciccio Angelini ha già chiamato pressione un'altra volta. Barrichello la vuole sui piedi, vuole partire dalla sua porta. L'ultimo tocco è il suo, incredulo il numero 24. Raubo, scodella su Michelangelo, pressato da Wittig, cambiolato su Dudu, può giocare con Moliterno e si appoggia al numero 22, si muove Cutrupi, cercato, Cutrupi l'accomoda e poi si lascia sfuggire. Dentro Badai con la prima giocata della sua partita. Arriva Michelangelo. E intanto time out in casa Ital Service.
Si torna a giocare, Barrichello l'ha mossa su Gastaldo. Chiama la pressione mister Angelini perché l'ha tenuta un po' troppo ferma Gastaldo. Badai col tocco, fermato poi da Dudu con fallo. Netto a mio modo di vedere. Wittig, Barrichello viene incontro, duetta col numero 8, poi Gastaldo ancora sul numero 8 con la suola da Gastaldo. Wittig di prima su Badai, gran controllo del 10, la sposta con la suola e va in porta. Ottiene il massimo. Ottima anche la chiusura di Dudu. C'è un'intesa con Wittig che va a prendere l'altro lato del campo. Barrichello sposta col mancino in porta. Deviazione di Cutrupi, no secondo il direttore di gara. Moliterno con le mani da Raubo. Tiaghigno, si muove Gattarelli alle spalle, Cutrupi va di prima da Raubo e Barrichello ha capito le intenzioni del 16. Barrichello verso la porta, Tiaghigno in figura, poi Cutrupi nel traffico senza badare allo stile, colpisce in pieno Wittig e guadagna rimessa. Raubo, Gattarelli, Tiaghigno, Raubo, Gattarelli, tutto di prima, terzo uomo che non c'è. Prepara il ritorno di Ruggero Lopez, Ciccio Angelini, mentre mister Bargnesi continua ad affidarsi a Galliani, che ora la perde su Tiaghigno. Raubo, controllo così. Pallone che sfila. Era comunque in copertura Barrichello. Ricordi, vorrebbe Badai addosso, la tiene il numero 10, messo giù senza fallo. Ruggero prova ad andare in porta. Murato. Rimessa per la Fortitudo. Cutrupi da Gattarelli. Si muove Ruggero Lopez, lo cerca con lo sguardo Michelangelo. Preferisce fare un giro in più da Cutrupi, ora da Ruggero Lopez. Barrichello prima, poi lotta con Cutrupi, riesce a passare il 24, 3 contro 2 di là. Barrichello, doppio passo, palla sul secondo palo. Galliani riesce a calciare Moliterno e poi Gattarelli a dire no all'Ital Service. Primo intervento salva risultato di Francesco Moliterno alla metà esatta della prima frazione. Badai la tiene sotto la suola. Barrichello sfida Cutrupi, ancora il numero 24, Tony Dandel la tiene, manda a vuoto Gattarelli e Moliterno ancora con un altro maxi intervento con la punta del destro. Angolo, Tony Dandel fuori per Barrichello al volo. Gattarelli ancora sulla linea, sta vacillando la retroguardia pometina. Galliani, Tony Dandel, Badai e Gattarelli hanno qualcosa da dirsi. C'è un fischio a palla lontana, Badai viene ammonito. Credo di aver commesso fallo alzando un po' troppo il gomito. Rivediamo. Il contatto
sul quale possiamo e non riusciamo a stabilire l'entità. Comunque fallo fischiato alla Fortitudo, che ha deciso di fermare ulteriormente il tempo. Time out anche per mister Angelini. Squadre tornano in campo, non c'è ancora l'ok del direttore di gara che arriva ora. Gattarelli l'ha mossa su Bueno, si torna dal 4. Poi Bueno da Lugero Lopez, ancora in anticipo Barrichello che sta facendo un po' tutti i ruoli, li sta facendo tutti bene. Galliani ha provato a battere, ma la rimessa non era la sua. Ancora Barrichello a fermare Lugero Lopez, passa il pallone, Saponara 2 volte murato, poi Molitierno riesce a sventare la minaccia. 9 sul cronometro da giocare, più Pesaro che Fortitudo fino ad ora. Gattarelli, palla ferma, Saponara arriva prima, Tony Dandel da Saponara, chiesto 1-2 al capitano, ultimo tocco dei Gattarelli, il rientro favorisce poi la presa di Molitierno. E allora Bueno, solito movimento di Lugero Lopez, controllato a distanza e anche a uomo da Barrichello. Strigliato a mestiere Lugero Lopez da Ciccio Angelini, gli ha detto vinci i duelli, vinci i duelli. Bueno, Michelangelo chiede un movimento a Lugero e poi si appoggia su Bueno. Gattarelli, Michelangelo, Lugero Lopez, Michelangelo, la porta verso Bueno, sfidato Galliani, arriva Michelangelo con i tempi giusti, è buona, mi dice Michelangelo, destro deviato, soltanto angolo per la Fortitudo. Michelangelo, palla forte per Lugero Lopez, scappato alle spalle di Castaldo, prova ad andare con la testa in porta, tentativo largo anche questo della Fortitudo. Gattarelli prima di Saponara, Galliani la perde, Michelangelo forte e Ricordi si oppone in figura. Occasionissima per la Fortitudo, non punita. Dal service dal destro di Michelangelo. Ora Bueno con la sua lata e poi col mancino. C'è bisogno della spinta dei suoi sostenitori e l'hanno capito. Palla forte ancora verso Lugero Lopez, ancora Ricordi con la mano, fin qui attento in ogni parata. Bueno ondeggia su Saponara, scarico su Michelangelo, fronteggiato da Galliani,
Bueno da Ruggero Lopez, 1-2 col numero 11 che sterza, va in porta col mancino. Conclusione centrale, ricordi in due tempi, la fa sua Galliani. Castaldo incontro, Galliani cambio lato, Tony Dandella a memoria, non riesce a far arrivare il pallone a Saponara. Bueno, Gattarelli, Michelangelo da Ruggero Lopez che non riesce a calciare. Dentro anche Taurisano, primi minuti anche per lui, e dentro ancora Wittig al posto di Galliani. Taurisano incontro sulla pressione di Gattarelli. Rimessa Pesaro, Tony Dandel, Castaldo, due tocchi Wittig, sterza e poi torna dal capitano di prima su Taurisano che scappa alle spalle di Gattarelli, serve un ottimo Moliterno, poi Wittig forte, ancora Taurisano dentro per Wittig e Gattarelli rimedia all'errore in precedenza salvando sulla linea. Doppia occasione per l'Ital Service. Chiede scusa Gattarelli, stava pagando appieno la scelta di mister Bargnesi di mandare in campo Taurisano. Il primo pallone per poco non fa gol. Barrichello, Castaldo, ancora da Taurisano che riesce a controllare col tacco, poi Mentasti. Moliterno lungo su Tiaghigno, impreciso e imprendibile, pallone per il 10. 5:57 alla pausa, ancora 0-0 a Pomezia. Barrichello sfida Tiaghigno, palla in banda verso Taurisano, impreciso. Mentasti, Dudu, si muove Raubo, la tiene Raubo, poi su Mentasti, Tiaghigno sfida Barrichello, prova a passare, Barrichello lo mura e si lancia dall'altra parte. Barrichello fino in fondo col mancino, Barrichello, Moliterno ancora, provvidenziale. Vediamo la progressione di Barrichello che è arrivato a calciare poi Moliterno con la mano sinistra. Sventa la minaccia. Mentasti. Tiaghigno ha ricevuto da Raubo, può sfidare Barrichello e invece torna dal 18. Dudu si lancia senza palla Raubo, non visto. Tiaghigno verso la porta, tentativo debole ma comunque ottiene angolo, si rifà avanti la Fortitudo. Tiaghigno, Raubo forte col destro, pallone largo. Barrichello prende i metri di campo lasciati dalla Fortitudo, in porta col destro, non inquadra lo specchio. Fattore determinante di questa partita. Barrichello sta facendo il bello e cattivo tempo sia quando attacca sia quando difende. Raubo da Mentasti, non può giocare con Moliterno, allora arriva in aiuto Tiaghigno che poi va in banda, atterrato da Barrichello senza fallo secondo il direttore di gara, e rimessa anche per il Pesaro. Taurisano, Barrichello sfida ancora Tiaghigno, Barrichello sterza, Barrichello ne supera uno, calcia, Dudu preso in pieno, esulta il numero 30.
Barrichello, Tony Dandel con l'esterno da Wittig, può giocare con Ricordi. 4 esatti alla pausa e Ricordi lungo, anzi lunghissimo per Wittig, che non può arrivare nonostante i centimetri. Raubo nello spazio per Bueno, col destro incrociato, non arriva il terzo uomo sul secondo palo. Si era mosso però con i tempi giusti alle spalle di Barrichello. Tentativo molto meno preciso. Barrichello contro Cutrupi. Galliani, controllo col destro e anche scarico col destro. Su Barrichello, sfidato Cutrupi, sta arrivando Tony Dandel, servito da Saponara. Galliani, arriva ora la richiesta di pressione di mister Angelini. Tony Dandel, si è mosso Galliani, l'ha visto il capitano, prova a servirlo. Galliani in porta col destro. Pallone largo, ma trova sempre soluzioni quando arriva davanti la squadra di Bargnesi. Dudu, Cutrupi. Dudu. Bueno. Mentasti verso Cutrupi, anticipato da Barrichello che prova a tornare da Saponara. Ancora Barrichello e ovunque riesce a calciare debolmente verso Moliterno, che prima se l'accomoda e poi la blocca. Cutrupi non ne ha più. Barrichello lascia il campo a Castaldo. Bueno di prima nella terra occupata da Ricordi. Saponara la tiene sotto la suola, fa arrivare Castaldo. Castaldo ancora per Saponara, controllo orientato. Saponara in porta, centrale. Dudu. Tutto da solo Dudu. Cutrupi. Dudu con la punta da Mentasti. Sterzata e ancora dal 30. Arriva in ausilio Cutrupi, servito. Ora da Mentasti. Ancora sul numero 30 con l'esterno da Bueno. Sfidato Tony Dandel che riesce a passare. Bueno riporta via la maglia. Terzo fallo a 1:40 dalla pausa. Castaldo. Galliani, Tony Dandel verso Saponara che riesce in qualche modo ad allungare la traiettoria del pallone, che termina però di rimessa. Allora Gattarelli, Michelangelo, Cutrupi, in banda c'è Bueno, Cutrupi prende il centro del campo ora dal numero 11. Michelangelo, Cutrupi, sfida Galliani. Cutrupi sul mancino, cerca al centro Michelangelo, la tiene, Bueno col mancino. Ricordi para e Tony Dandel ha più di qualcosa da ridire ai suoi. Fiammata Fortitudo a 67 secondi dall'intervallo. Michelangelo, Cutrupi, arriva Bueno, accomoda per Michelangelo. Ricordi col manone. Michelangelo verso Gattarelli. Galliani non la fa terminare in out e regala un altro possesso alla Fortitudo. Sguardo al cronometro per Tony Dandel, ci sono ancora 53 secondi e mister Bagnesi vuole anche pressione. Moliterno, Bueno, arriva forte Saponara, Michelangelo
Barrichello può sfidare Gattarelli. 40 secondi alla fine del primo tempo. Barrichello forte col mancino, solo rimessa. Tony Dandel, Saponara a duellare con Cutrupi, si appoggia a Tony Dandel. Barrichello, cambio lato, Castaldo dentro la Saponara, controllo col destro, vuole andare in porta col mancino. Ottima chiusura di Cutrupi, poi Bueno prova a ripartire, fallo e giallo per Saponara. Al tramonto del primo tempo (12 secondi) alla pausa. Bueno sistema il pallone. Dudu addirittura in porta con l'aiuto del palo e anche della schiena di Ricordi. Passa la Fortitudo a 10 secondi dalla pausa. Ha pagato l'effetto sorpresa di Dudu. Ora Barrichello nell'ultima azione del primo tempo sfida Michelangelo, va forte Barrichello, deviazione di Mentasti, ha pareggiato subito l'Ital Service. Giocata classica di Barrichello, non lo tiene Michelangelo, neanche il tempo di esultare. Mancino potente e parità a Pomezia. Michelangelo da centrocampo, arriva ora il fischio, quello che mette la parola fine al primo tempo. Succede tutto negli ultimi 10 secondi, prima Dudu, poi Barrichello alla pausa e 1-1. Mi servono primi piani del peso, ce l'hai su Tazza Barrichello? Quella, mandami quella, la foto di squadra e poi i primi piani. Manda più che altro le foto loro, tanto le mie poi me ne mangio.
chiamasse l'amica sua Giorgia. Amica mia, amica tua. Ma Amica tua. pagato. Fidate che è amica tua solo. Ci ha sfondato sui cosi. Su? Ci ha sfondato sui social. Abbiamo pure Come ci ha chiamata io. sfornato? Oh, ci è venuta gratis, che cazzo, ma Ci come ha sfondato sui social la storia di Micheletto, non ti dimenticare mai. a noi? Quando fa le cose ricordavo perché io mi ero scordato, non me la rivedevo. Ah, io me... Sì, mi sa che aveva fatto qualche battuta. Vabbè, ci credo, hanno mandato via dopo che ha lavorato un anno gratis, sta avvelenata. Sfido chiunque. Ma che sta a fare? Ma chi se lo dice? Chi se lo dice? Cioè, non fai da solo, non fanno da solo. E niente, non mi mandare foto, inutile. Devo parlare, sto parlando con Matteo, non mi mandare foto. Michela non mi mandare foto, non è cattiveria. Guarda, ti posso dire una cosa, si stanno a caricare, ma si è messa in impostazione a sta cazzo di macchina, me le fa tutte le foto. Quindi C'è sta a scaricare. tutta Pesaro che sta a fare Michela, Michela. Dai, stanno a scaricare, stanno a buon fuoco. Ma pure poche, cioè, tanto per mandargliele... Che punto stiamo? Ma a parte scherzi, mi stanno a rompere i coglioni, stai capito? Mandami quelle che hai scaricato intanto, voglio il giro. Poi calcola, a fine partita ci abbiamo un po' più tempo, la cosa veloce è a fine primo tempo perché devono fare le schermate. Io mi si è messa in impostazione che me le fa tutte. E dammi le doppie, sti cazzi. Ci voglio di più a scaricare. Perché? Ma che è successo? Dice che ha fatto qualche battuta sui social quando hanno ufficializzato Micheletto, ma non lo comunica. Non lo sapevo. Ci può stare però, perché quella stava avvelenata quest'estate, perché lei voleva rimanere, però cioè, ha fatto un anno gratis, cioè, Vabbè, però lei volendo poteva rimanere. Cioè lei con poco poteva anno rimanere. gratis. Ah, Cioè, però te che posso dire che magari se gli avessi chiesto una minima, cioè, spese pure gli dai. no, lei ha detto fate voi anche un rimborsino giusto per invece. Ma qui è, guarda che tosta qua, non te credo, No mica devi accelerare, inventati qualcosa, mandami la metà. Sai, inizia il secondo tempo, devono fare schermate. Cioè, Non me le gira, se ho capito. Molto male. Se no mo che esce a Barichello fagliela prima foto. io la faccio a Barichello, dico, fa finta di risultare. No, 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 ce l'ho, ce l'ho. Dai, ci sta, manca 20%. Arriva. Vabbè, 20% gliela fa. Un minuto. Tanto allora appena gli arrivano quindi... Si fa, me gira subito molto.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Italservice Pesaro, la 12ª giornata del campionato di Serie A. Il primo tempo è terminato in parità sul risultato di 1-1. Tante grandi e belle occasioni da una parte e dall'altra. È successo però tutto negli ultimi 10 secondi, dove al gol fortunato della Fortitudo di Dudu, che su punizione ha centrato in pieno il palo e poi la schiena di Ricordi, quindi poi non so la divisione a chi attribuirà il gol, se a lui o autorete all'estremo difensore del Service. E dall'altra parte, con l'ultima azione del primo tempo, Barrichello in assolo ha deciso di pareggiare la partita trovando la deviazione di Mentasti, quindi anche qui vediamo a chi verrà attribuito il gol. Si riparte, primo pallone toccato da Bueno e poi indirizzato da Dudu su Lugero, la tiene sotto la suola. Ora andremo a ripresentare anche i quintetti. Michelangelo sfida Galliani, va verso il centro, palla verso Bueno, scarico su Michelangelo, forte Dudu con la punta del destro, trova il petto di Saponara, sarà angolo per la Fortitudo, che ha cominciato il secondo tempo con Moliterno tra i pali. Dudu ora in possesso, che scodella su Bueno e calcia fuori. Allora mi permetto di concludere. Dudu, Michelangelo, Bueno e Lugero Lopez. Dall'altra parte mister Bargnesi si affida nuovamente a Ricordi, Tony Dandel, Barrichello, Galliani e Saponara a completare il quintetto. Saponara, eccolo che riceve, scarico su Barrichello, sfidato Bueno, poi va nello spazio, Tony Dandel preferisce andare su Saponara. Pallone lungo Dudu con l'esterno su Bueno, Michelangelo cerca con lo sguardo Lugero Lopez, poi col pallone trovato il numero 9, ottimo lavoro, 1-2 con Bueno, Lugero in porta, mancino largo, l'ha costruita nello stretto con pochissimo tempo e pochissimo spazio. Ha calciato poi sull'esterno e rivediamo, protezione 1-2 con Bueno, controllo e mancino potente, tanto distante dalla porta, difesa da Ricordi. Ricordi su Galliani che non controlla, Dudu, Bueno da Angelo, ancora Bueno, sempre dal 14, Dudu, Bueno, Lugero Lopez sotto la suola, lascia a Dudu, Ricordi col piede in angolo, Dudu fuori per Michelangelo, Tony Dandel si oppone, Dudu sui piedi di Michelangelo, lo attende Barrichello, guarda solo il pallone, Michelangelo murato, sorride Barrichello, Lugero Lopez torna da Dudu, ancora sul 9, scarico su Michelangelo, ci pensa un po', poi va da Bueno, da solo contro Galliani, mancino murato sulla seconda palla, il più veloce è sempre Bueno, Moliterno poi a metà tra Ricordi e Lugero, alla meglio il portiere del Pesaro, che ora
va a parare su Ruggero. Ottimo il tempismo del numero 2 Michelangelo. Saponara protegge, tutto ok con Michelangelo. Rimessa Pesaro. Tony Dandel. Barrichello la tiene ferma. Vuole su di sé Ruggero Lopez. Ancora Barrichello. Cercato poi dai compagni. Barrichello riesce a passare su Ruggero. Barrichello fino in fondo. Barrichello con la punta del sinistro. Para poi Moliterno dopo la deviazione che ha un po' smorzato il mancino di Barrichello. Ora Bueno. Va anche lui col mancino. Suo piede preferito. Stavolta si perde il pallone. Dentro Wittig per Pesaro. E sentite i tifosi della Fortitudo che tornano a farsi sentire. 16:53 allo scadere. Dodù prima di Wittig, solo rimessa. Barrichello sfida ora Cutrupi. Barrichello prova il cambio lato, Cutrupi lo ha capito e va di là da Dodù che sterza su Wittig. Dodù, Cutrupi al volo col destro, ricordi Para e mette in moto Barrichello. Siamo già di là, Barrichello contro Dodù, sterza Barrichello messo giù da Dodù con un fallo. Rischia un po' Dodù essendo già ammonito. Non era un fallo da giallo però. C'è il fischio. Barrichello forte da Castaldo, marcato da nessuno. Riesce a parare Moliterno, poi Barrichello di prima. Ricordi, la palla è passata, ha colpito Moliterno che è rimasto a terra. Non abbiamo visto cosa è successo, forse un contrasto con Wittig che va a sincerarsi delle condizioni del 22. Tutta in piedi la panchina della Fortitudo. Ancora a terra Francesco Moliterno, 16:02 da giocare. Secondo tempo che è iniziato come è finito il primo. Si rialza Moliterno. Applaudito da tutto il palazzetto, ma come ha applaudito anche Alessio Gattarelli che entra al posto di Francesco Moliterno. Raubo nello spazio verso Cutrupi. Chiude Castaldo, poi Wittig lavora male il pallone, ultimo tocco di Cutrupi, tutt'altro che contento. È già pronta a rientrare Moliterno. È durata pochi secondi l'apparizione di Gattarelli sul parquet. Ciò vuol dire che Moliterno sta bene.
Gastaldo, Wittig di prima, poi Galliani, doppia suolata, Gattarelli la lavora, Raub, Cutrupi, Gattarelli forte in porta, ricordi come può, poi Cutrupi pensa anche alla conclusione, va sul mancino, il campo è finito, rimessa per il dal service. Galliani, Barrichello, scodella su Saponara, Gattarelli arriva prima senza fallo e torna da Moliterno che può giocare ancora con Gattarelli vicino, c'è solo Raub di qua, allora pallone giocato con Tiaghigno, murato poi il tentativo di Gattarelli di imbucare. Moliterno, Cutrupi, Gattarelli, Tiaghigno, Gattarelli, Tiaghigno, ancora Gattarelli, Tiaghigno viene incontro, poi riceve e va da solo, gran giocata col tacco per Cutrupi, Barrichello forse con un braccio, non secondo l'arbitro, allora ricordi esce col pallone, scarico su Saponara, può puntare la porta, Saponara chiuso da 4, Cutrupi solo sul pallone, 3 contro 3 di là, Cutrupi, torna Galliani, Barrichello in qualche modo, Saponara col tacco, Cutrupi sulla seconda palla, esterno del destro da Tiaghigno, Gattarelli con la suola, la porta via, poi Galliani messo giù da Gattarelli senza fallo ma con un tocco che concede rimessa al Pesaro. Gran giocata di Tiaghigno, abbiamo avuto l'onore e il piacere di riapprezzarla, poi sì, Barrichello con un braccio, come vediamo dalle immagini, aveva ragione Cutrupi, Barrichello, Gastaldo, palla scodellata, non rimane giocabile, Tiaghigno allora su Moliterno, la vorrebbe addosso Raubo, lo cerca Moliterno, Raubo la lavora con la testa, accomoda per Bueno, sfidato Barrichello, Bueno fino in fondo col destro, prova a ripartire Ballichero, arriva Raubo messo giù, nulla secondo il direttore di gara, si continua a lottare su ogni pallone, Saponara passa il pallone, lui no. Gattarelli, Tiaghigno, Raubo incontro, lavora a muro su Tiaghigno, terzo uomo è Gattarelli che si infila, la lavora ancora bassa la Fortitudo, Raubo, ora da Tiaghigno nello spazio, Saponara ha capito prima le intenzioni del 10. Torna Badai che la tiene su Gattarelli, riesce a servire Tony Dandel, si scontra Gattarelli con Tiaghigno, poi ritorna Gattarelli, veramente un crescendo di prestazioni da quando è a Pomezia e chiede calma dopo aver recuperato 3 palloni, sta raggiungendo pian piano forse la forma migliore, ma nelle ultime 3-4 uscite è senza ombra di dubbio il migliore della Fortitudo. Gattarelli ora addirittura a concludere l'azione sull'esterno della rete, palla in out e time out per mister Bargnesi a 12:32 dallo scadere.
Si torna a giocare, ricordi, appoggia su Tony Dandel, Badai di prima, applausi di Castaldo, ma pallone in out. Michelangelo converge verso il centro, cerca Lugero Lopez, ma non lo serve. Bueno. Angelo, Lugero in qualche modo, Tony Dandel litiga, poi lascia lì il pallone Michelangelo, Castaldo con mestiere, Badai, possibile 2 contro 1, Badai ci mette forse un po' troppo, calcia alto nell'incredulità generale di tutto il palazzetto che voleva un fischio su questo contatto tra Castaldo e Michelangelo. Non so se avete visto nell'inquadratura, mister Bargnesi ha fatto subito no con la mano. Michelangelo, Dudu a 2 tocchi da Bueno. Angelo scodella, Barrichello prima di Lugero, Tony Dandel prova a sgasare su Michelangelo, che preferisce non farla uscire. Contromovimento a liberare lo spazio Bueno. Dudu. Barrichello la perde sulla pressione di Lugero, allora Dudu. Bueno. Lugero prima di Tony Dandel. Michelangelo sfida Barrichello, doppia suolata, cambiolato su Bueno. Galliani subito a fronteggiarlo. Bueno sposta ora il pallone in direzione del 14, che può andare in 1 contro 1 con Barrichello. Lo attende Barrichello, Michelangelo va da solo, ricordi blocca. Poi Barrichello verso Badai, messo giù da Michelangelo senza fallo. Bueno. Lugero Lopez la tiene, toccato duro da Barrichello, il giallo è per Barrichello, se non ho visto male. Che ha sbracciato e spintonato Michelangelo, forse per uscire dal blocco, ma comunque con troppa veemenza, ammoniti entrambi, ma punizione per la Fortitudo. Del fischio. Bueno, la tocca per Michelangelo, forte. Tony Dandel mura ed esulta. Bueno, Dudu, ancora Bueno. Sfidato Castaldo che lo attende e lo limita egregiamente, perché non c'è nemmeno il suo ultimo tocco. Si riparte dal fondo. Ricordi. Saponara controlla con Dudu. Wittig arriva sul pallone. Tutt'altro che convinto da questa scelta Wittig. Intanto la Fortitudo l'ha già rimessa in gioco. Bueno chiede movimento a Lugero Lopez che va sul profondo in un incontro. Dudu, cambio lato su Bueno. Ora in banda
da Ruggero Lopez. Far sportellate con Tony Nandel, cambio lato su Michelangelo che allarga le braccia, come a dire è molto semplice. Bueno, sta arrivando Michelangelo, servito, sterza, calcia! Destro incrociato vincente del 14 portoghese, orchestrata alla perfezione, suolata di Bueno, tocco e destro incrociato. 2-1 Fortitudo. Appena entrati nell'ultima metà di gara, la Fortitudo ha messo la testa avanti per la seconda volta in questa gara e soprattutto non ha subito gol dopo appena 6 secondi. Ora Ruggero col destro, Ricordi col piede. Wittig, doppio scambio con Barrichello, ancora il numero 8 a lavorarla, gioca con Ricordi, fallo di Bueno. Gastaldo, Ricordi verso Wittig che però ha fatto un movimento contrario. Moliterno verso Ruggero Lopez, imprendibile il pallone per il numero 9, si dispera Moliterno. Tony Nandel ha ricevuto da Barrichello, ha provato ad andare in fascia ma il pallone è uscito. Kutrupi sul punto di battuta, la muove su Dudu. Kutrupi, Ruggero Lopez, lotta con Barrichello, alla meglio il numero 24 che riesce a passare, ultimo tocco rosso-blu, palla forte dentro. Gastaldo la leva a Wittig. Gattarelli verso Raubo, attende Gattarelli che sterza per andare sul mancino anziché provare a calciare col destro. Galliani messo giù, Gattarelli viene anche ammonito ma dice no, non convinto del fischio. Terzo di squadra, altro giallo stavolta per Gattarelli a 8:16 dal tasto stop. Galliani, Gastaldo cerca Wittig, controllo preciso col destro, lavoro con la suola e scarico su Barrichello, lasciato in isolamento contro Kutrupi. Barrichello finge di andare sul destro, ci va poi in un secondo momento, Kutrupi lo limita. Barrichello
su Galliani, pallone così e così, riesce a gestirlo, ricordi, col destro verso Wittig, la chiama Molitierno, anticipato da Wittig, le chiede l'angolo, ma non è così. Raubo messo giù da Wittig senza fallo. Kutrupi, Raubo, la lavora su Gastaldo, Tiaghigno, ancora Raubo, su Kutrupi, sta arrivando Tiaghigno, c'è Gattarelli come pivot, servito ora Raubo, la palla è ancora forse giocabile per Tiaghigno, no, non ci arriva il numero 10. Barrichello su Galliani, arriva la pressione di Tiaghigno, poi Gastaldo verso Saponara. Raubo ha capito le intenzioni, 6:55 da giocare, Fortitudo avanti 2-1 sul Pesaro. Galliani verso Saponara, pallone troppo lungo per il 65. Gattarelli, Raubo, ottimo lavoro su Gastaldo, poi Kutrupi, 2 volte, la terza è nello spazio ma Barrichello ha letto in anticipo e ora va a sfidare Kutrupi, pallone fermo e poi imbucato, Raubo intercetta, Raubo verso la porta, ricordi para e tiene a galla e dal service. Barrichello messo giù da Kutrupi con un fallo. Quarto fallo per la Fortitudo. Saponara la lascia lì a Tony Dandel che sterza, Tony Dandel con la punta, murato da Raubo che riesce a far ripartire anche Kutrupi, lavora con la suola il numero 16, cambio l'alto su Tiaghigno, sta arrivando Gattarelli, chiede calma a Tiaghigno e la ottiene, giro a 3, Raubo lavora col numero 4, poi Tiaghigno, torna ora verso il centro del campo, imbuca verso Gattarelli, pallone delizioso, Gattarelli! Gattarelli! 3-1 Fortitudo! Ma che palla ha dato Tiaghigno! Metà del gol è tutto il suo, sterza, alza la testa, pallone delizioso, poi il resto lo fa splendidamente Gattarelli. Fortitudo 3, Pesaro 1 a 5:40 dal termine e power play per mister Bargnesi. (5:35) portieri di movimento per il dal service.
c'è Wittig in maglia gialla, poi Galliani, Badai, Gastaldo e Tony Dandel. Fuori per il momento Barrichello. Tony Dandel, scarico, Gastaldo, Badai, Tony Dandel ancora col numero 10 a duettare, Gastaldo, Galliani, si passa ancora per il centro, Galliani, Wittig con l'esterno, Galliani, rotazioni Pesaro, Badai ha preso il centro, ha scaricato ancora su Gastaldo. Galliani sterza, sposta, litiga un po' col pallone e scarico nella terra di nessuno. Mentasti corre a raccogliere il pallone perché non c'è portiere. Mentasti fa una sciocchezza e allora può ripartire Pesaro. Badai supera Cutrupi, Badai fino in fondo, torna Cutrupi, chiede scusa Mentasti. Galliani, 4:20 allo scadere, Tony Dandel, Gastaldo, Galliani, Tony Dandel, ancora Gastaldo, Galliani, è tutta di qua la squadra di Bargnesi. Gastaldo con un controllo imperfetto, chiama Barrichello in panchina. Al cambio Tony Dandel, eccolo Barrichello, cercato e voluto dai compagni, ora è lui a governare gli attacchi dell'Ital Service. Barrichello di là da Badai, ancora sul 24, Gastaldo, Barrichello, Galliani, Barrichello, Wittig, ce l'ha sempre il 24, prova ad inventare, Gastaldo inciampa, la porta è vuota, Dudu verso la porta, palla larga, fallisce forse il match point Dudu. ...200 secondi... ...alla sirena... ...Ricordi col pallone in mano... ...attende l'ok... ...del direttore di gara... ...c'è una porzione di parquet... ...da asciugare... ...Galliani testa... ...l'attrito... ...e gli appoggi... ...viene ammonito Cutrignelli in panchina... Barrichello, è tornato Wittig al posto di Ricordi, eccolo il numero 8, la lavora ancora su Barrichello che cambia lato su Badai, c'è anche Tony Dandel al posto di Gastaldo, eccolo Barrichello, lo attende Mentasti che pensa solo al pallone, Saponara, Barrichello di là, Badai, Tony Dandel, controllo così e così, è ben messa la Fortitudo. Tony Dandel, Barrichello, Mentasti lo mura, ancora Barrichello, prima di Bueno, arriva dall'altro lato in isolamento per andare sul destro, torna Tony Dandel, poi Wittig, secondo palo, Bueno come può, e la palla è ancora dell'Ital Service, Wittig, con calma Pesaro, Barrichello prova a calciare, Mentasti mura, e Angelini dice stai buono lì. Wittig, Barrichello vorrebbe più stretti i compagni, prova a togliergli la linea di passaggio Mentasti, pallone scodellato, ancora Barrichello, chiede stesso movimento ai suoi, finta di calciare, poi va da Badai, Wittig,
Saponara. Wittig, Barrichello, sta arrivando Wittig anche per calciare. Potente ma lontanissimo. 1:48 alla fine. Moliterno con le mani, lungo verso Mentasti. Ricordi para e lascia subito il campo Wittig. Ancora pallone per Barrichello, deve sbrigarsi il Pesaro se vuole regalarsi un finale diverso. Sbaglia Saponara. Possesso Fortitudo, poco più di 90 secondi. Separano la Fortitudo da una seconda vittoria consecutiva che sarebbe importantissima. Moliterno, lungo verso Ruggero, anticipato da Barrichello che suola e calcia. Il rimpallo termina su Saponara, poi Dudu la lavora bene. Ruggero deve portarla di là, con calma Ruggero, litiga col pallone, allora Saponara. Ruggero torna però, e allora Dudu, Cutrupi, Dudu, 1:12. Dudu, Cutrupi verso Ruggero, la protegge e calcia incrociando col mancino. Per poco non fa venire giù il palazzetto. C'è da soffrire però. Ultimo minuto di gara. Galliani calcia, Murato. Stanno giocando, allora Galliani. Barrichello. Tony Dandel forte, sempre alto. Fischia il palazzetto, chiede calma Angelini, che gli dice a Moliterno su, tirala su. Dove c'è Mentasti non è più tornato Ruggero. Poi contromovimento che libera campo a Bueno, che non può controllare. 35 secondi e Barrichello ancora col pallone. Galliani, Barrichello, Tony Dandel, ancora da Barrichello. Alle spalle c'è Wittig da solo, è in isolamento Barrichello, prova ad andare ora da Wittig. Mentasti ha da litigare. Sembra dire ad Angelini che non è contento, ammonito. Ammonito anche Mentasti a 15 secondi dallo scadere. Barrichello, 10 secondi alla fine. Barrichello forte verso Tony Dandel, Bueno prima di Badai, pallone è uscito, la rimessa del Pesaro. 7 secondi, titoli di coda. Badai, Barrichello forte, Tony Dandel, ancora Dudu. Bueno più lontano che può, un solo secondo. Comincia a far festa il palazzetto. Si attende solo il suono della sirena. Badai la muove. Suona la sirena. Titoli di coda. Vince ancora la Fortitudo Pomezia, che rispedisce al mittente una mai domai dal Service Pesaro. Seconda vittoria consecutiva in casa, arrivata nel giro di pochi giorni, nel giorno del rinnovo contrattuale di mister Angelini. Proietta la Fortitudo in zona playoff
per la prima volta dall'inizio della stagione. E allora non c'è nient'altro da dire che chi ben comincia è a metà dell'opera. Ottimo inizio di anno per la Fortitudo, che prima batte la Meta Catania, poi l'Ital Service Pesaro. Da me, Lorenzo Savi, da Pomezia è tutto. Un grazie a chi ci ha seguito dall'inizio, chi dopo, chi soltanto alla fine, e grazie a chi ci ha permesso di andare in onda.